Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa riceviamo a livello astrale dalle costellazioni in questa giornata e insomma dalla luna che le attraversa. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie sempre del vostro sostegno. Dunque questa giornata governata da Giove è sicuramente una giornata dall'aspetto positivo e rinnovatore, diciamo così, in grado di stimolarci anche a livello mentale riguardo appunto la possibilità di aprirci agli studi, alla trascendenza, agli studi superiori, ecco, e anche a comprendere meglio anche aspetti di noi. Può essere sicuramente una giornata molto interessante in questo senso e anche molto fortunata per certi versi. Vediamo però come muoverci e che cos'altro ci raccontano le stelle oggi, perché non c'è soltanto il dominatore del giorno, ma anche proprio gli influssi che man mano riceviamo. In effetti oggi la Luna attraversa per prima la costellazione Leone, questo la dice lunga, indicandoci come comunque abbiamo a che fare con due grossi dominatori, Giove e Sole, che formano un binomio molto positivo, di buon auspicio sicuramente, poiché sono entrambi dominatori che sono portatori di fortuna e di buone realizzazioni, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Invece ci dice però il viaggio della Luna attraverso le costellazioni oggi che, sebbene sia molto favorevole l'aspetto economico, dovremmo però attenzionare un pochino i problemi legati alle relazioni, in particolare a quelle di lungo corso, che potrebbero inficiare in modo indiretto il nostro rendimento sul lavoro e dunque nelle occasioni favorevoli che probabilmente non saremo pronti a coglierle, insomma. Dovremmo dunque cercare di non distrarci in questa giornata e concentrarci su un problema alla volta. Dunque diamo magari spazio a progetti che accarezziamo da tempo, portando quiete dentro di noi e cercando di monitorare un po' la precipitosità che oggi potrebbe essere tipica di questa giornata e potrebbe comunque esserci d'ostacolo perché probabilmente reagiremo a un impulso emotivo piuttosto che ragionare e contare i famosi 10 secondi prima di appunto parlare o di agire. È comunque una giornata che, ripeto, se sapremo mantenerci tranquilli, calmi, cosa che sicuramente alcuni segni e alcune costellazioni riescono a fare meglio, come ad esempio i segni d'acqua, che sicuramente oggi potranno sì subire dei contraccolpi emotivi, soprattutto per quanto riguarda, come detto, le relazioni, però attraverso la loro flemmaticità e la loro capacità comunque di infilarsi e sprofondare, diciamo così, riuscire a filtrare ovunque e plasmarsi, prendere la forma del contenitore, così come proprio vuole l'elemento acqua, è possibile appunto che riescano un po' meglio di altri a mantenere la calma. Mentre per esempio le costellazioni di terra potrebbero avere qualche problemino in più, loro sono un pochettino più nervosi di base. Le costellazioni d'aria rischiano appunto di essere troppo attive mentalmente e probabilmente vivere sul piano mentale delle idee, dei film veri e propri, invece di appunto valutare le cose in modo concreto. Io parlo di costellazioni, chiaramente noi sappiamo che queste costellazioni influiscono, almeno per quanto riguarda l'astrologia antica, proprio perché vengono attraversate dalla Luna nel nostro giorno di nascita e nei giorni degli eventi che andiamo a studiare e
vedere appunto come potranno procedere nel tempo, proprio in base agli influssi che anche un evento può ricevere, al pari di un'entità vivente che nasce, cresce e muore, proprio come un essere vivente. Detto questo, le costellazioni del giorno sono comunque molte, succedono e si susseguono portando continui cambiamenti, ma abbiamo ad esempio due coppie di costellazioni che si ripetono, cioè due costellazioni che sono ripetute due volte creando un doppio fluido, o anzi due doppi fluidi, e che possono appunto darci qualche indicazione. La prima potrebbe essere quella di non essere appunto troppo orgogliosi, troppo tesi, troppo superbi in certe circostanze, e nell'altra di non esagerare magari nell'isolarsi o nell'essere troppo attaccato magari al centesimo, perché è possibile che invece molti accordi possano essere raggiunti mediando un pochino, magari rinunciando a qualche piccolo guadagno in previsione di una risparmio di perdita di tempo, che comunque non è poco se pensiamo alle energie e a ciò che abbiamo già impiegato probabilmente per raggiungere un accordo di qualche tipo. Dunque, come ripeto, se riusciremo a restare freddi emotivamente e a non agire precipitosamente, sicuramente otterremo dei vantaggi. Con questo io vi saluto perché ho un appuntamento e vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Ci ritroviamo sempre per le previsioni domani alla stessa ora. A presto!